Questo il rigore che ha consentito al Venezia di battere il fanalino di coda pistoiese. Un Venezia certo non entusiasmante, capace anche di rischiare qualcosa, ma vincere partite come quella di oggi è un segnale sicuramente che fa ben sperare riguardo alle rinate ambizioni di vertice della società. Ma passiamo alla cronaca, che nei primi 45 minuti di gioco non regala granché, se non questo gol inutile di Lorenzo, viziato da fuorigioco al 23esimo, e questa palla ciccata da Bortoluzzi, da buona posizione. Nient'altro di rilievo per un Venezia che fatica a trovare il bandolo della matassa e soprattutto è incapace di rendersi pericoloso in avanti. Nella seconda frazione di gioco si condensano gli episodi di cui ha vissuto la partita. Al settimo la prima vera palla gol capita sulla testa di Montrone che non sa approfittarne. La risposta del Venezia con questa conclusione fiacca di fogli prima di arrivare al 23esimo, minuto che poteva dare un altro volto alla partita, data l'espulsione di Capitan Filippini per somma d'amunizioni. La pistoiese incomincia a crederci ma non è fortunata con Sclosa. Il palo dà una mano a Mazzantini. Le emozioni si concentrano in questi 20 minuti finali. Sulla punizione di Scienza il Venezia può recriminare su questa trattenuta ai danni di Cerbone. Si rende pericoloso anche Provitali, prima di arrivare al momento clou del match, con Vecchiola che se ne va in slalom e viene messo giù da Zanutic. Cardona indica il dischetto e dagli 11 metri Vecchiola non lascia scampo a Bizzarri. 1-0, quando mancano 12 minuti alla fine. La pistoiese preme ma non riesce ad impensierire Mazzantini e allora la cosa più bella la fa Cerbone, con questa fuga di oltre 50 metri di campo, arrivando poco lucido però alla conclusione. È giusto il 90esimo, giusto il tempo per gli scampoli di recupero e per il fischio finale di Cardona. Il Venezia ora è a 2 punti dal secondo posto in una classifica cortissima, in cui i lagunari possono giocare ora un ruolo da protagonisti.